Val Stagna, un giorno qualsiasi. Immagini consuete di vita quotidiana nel cuore della Val Brenta, l'antica valle che da Bassano del Grappa si diparte, stretta e tortuosa, lungo il corso del Brenta, fino a congiungersi con la Val Sugana in direzione di Trento. Un paesaggio dove la pietra e la ghiaia accanto al verde offrono i colori dominanti, in mezzo ai quali scorre l'acqua vivace del Brenta prima di sbucare nella piana di Bassano. Per Val Stagna, ma per l'intera valle, il Brenta costituisce la grande via naturale che ha da sempre scandito l'attività dell'uomo. Anche nel suo tempo libero, come dimostrano gli allievi della rinomata scuola di canoa e di kayak di Val Stagna, che delle veloci correnti del Brenta fanno una palestra d'acqua inimitabile. 4 novembre 1966. Per l'Italia è la data più infausta del dopoguerra. Per un'eccezionale concorrenza di cause meteorologiche, un'ondata sconvolgente di maltempo attraversa la penisola, dando origine alla tremenda alluvione la cui triste memoria è ancora viva ai giorni nostri. Tra le regioni più colpite dal disastro è proprio il Veneto. Fiumi e torrenti straripano ovunque, sommergendo valli, paesi e intere città. Un dramma che proprio in Val Brenta raggiunge i livelli più clamorosi e che forse rappresenta un vero dramma dimenticato a causa della ben più vasta sensazione che in quei giorni fecero nel mondo le alluvioni di Venezia e di Firenze. Queste sono le straordinarie immagini di Val Stagna in quel 4 novembre, un eccezionale documento filmato da un cineamatore del luogo, Italo Umberto Giacoppo, negli stessi momenti in cui il Brenta, passato oltre i livelli di guardia, straripa oltre gli argini con tutta la sua violenza devastante per inondare strade, case e tutta quanta la vallata. Sono immagini storiche, ma ancora oggi per molti versi inedite, che testimoniano in diretta la sconvolgente portata dell'avvenimento. Qui l'alluvione del Brenta è ripresa nelle sue prime e più drammatiche fasi, nelle ore della mattina di quel 4 novembre 66. Le piogge abbondanti dei giorni precedenti avevano già ingrossato il fiume oltre i limiti di allarme. Quella mattina, tuttavia, il forte vento di scirocco e l'ingrossarsi contemporaneo dei torrenti affluenti rendono il fenomeno di proporzioni mai viste prima. Secondo i dati dei vigili del fuoco, alle 7:30 del mattino, sotto il ponte di Bassano, a 12 km circa dal ponte di Val Stagna, passano già 600 metri cubi d'acqua al secondo, ma alle 11 sono già 1200 metri cubi. Nel giro di 3 ore, quindi, il Brenta impazzisce. Alle 11 a Val Stagna viene dato l'allarme e il successivo ordine di evacuare le case in tutta la zona rivierasca del Brenta. Ma l'acqua non risparmia solo le rive. A rincarare la già eccezionale dose di inondazione si aggiunge anche il vicino torrente Frenzela, che rompe gli argini e asporta assieme al Brenta interi tratti di strada, trasportando tonnellate di ghiaia, sabbia e detriti. Per Val Stagna, ma anche per tutti gli altri luoghi della Val Brenta, Cismon, Campolongo, Solagna, Campese, si tratta di un'emergenza senza precedenti. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.